Eccoci qui, Manlio Di Donato, dal diario di un viaggiatore eterico. Il viaggio di oggi è nella nebbia. Questo dietro di me è il fiume Sile, sta vicino al mio studio e ne approfitto per parlarvi un po' della nebbia e delle sue proprietà in termini eterici. A dire la verità era da tanto che non vedevo una nebbia così. Si sono fatte rare e il vero caigo veneziano, cioè la vera nebbia veneziana, è diventata un po' rara. Un tempo ricordo e dovevi anche fermare l'auto quando era sera, guardare fuori dal finestrino, ti avvicinavi a un tanto così dal cartello per poterlo leggere. Comunque sia, le proprietà eteriche della nebbia. No, perché sulla nebbia ci sono tanti miti e tante leggende. Sai, la nebbia attutisce i rumori, la nebbia è misteriosa, c'è la luce ma non vedi. Ha fatto fiorire tante leggende. Partiamo da un punto. La nebbia è acqua, ok? È acqua vaporizzata, è vapore, ma è acqua. Qual è la natura dell'acqua? L'emozione. L'acqua etericamente è un vettore e una memoria allo stesso tempo. Cioè porta e contiene. Ma che cosa contiene? Informazione. Di che tipo? Emozionale. Questa è la natura dell'acqua. Quindi quando c'è la nebbia potremmo dire che questa trasmette, ok? Le emozioni, le forme pensiero, cioè le proiezioni che gli esseri umani fanno intorno a sé in modo capillare. E questo è molto interessante. Un primo esperimento, per chi ha le competenze e le conoscenze, può farlo con uno specchio d'acqua, ok? Avendo a disposizione uno specchio d'acqua, andate a testare coi sensi eterici, con la percezione eterica manuale come segno e ricalibrazione, e agganciate gli spiriti delle acque, ok? Lavorate, o chi ha fatto i corsi appositi sa come fare, lavorate l'aspetto degli spiriti delle acque dandogli un pizzico di sistema solare, ok? Forza eterica del sistema solare, le risveglierete, gli farete un piccolo dono, ok? Potrete sentire che si attivano. Se lo fate normalmente, le risvegliate, sentite che l'acqua acquisisce vita, acquisisce dinamismo, ma rimangono là, al massimo senti che come se si avvicinassero a te, ma non si allontanano troppo dallo specchio d'acqua. Ma se lo fai nella nebbia, che succede? La nebbia è una porta per il loro passaggio, è un ponte per loro. E quindi se lo fai mentre sei immerso nella nebbia su uno specchio d'acqua, ti accorgerai che possono uscire dall'acqua e avvolgerti. Poi nulla di spaventoso, ragazzi. Come dicevo in altri video, uno spirito di natura a tatto lo sentite come una piccola, delicata e proprio delicata pallina di etere. Basta, fine. Quando sono tanti sembrano sciami di api che ti ronzano intorno. Ogni tanto trovi quelli più grossi che regolano l'equilibrio di tutti gli altri, tipo delle piccole boe, ma nulla di più. Quelli delle acque non fanno eccezione. Un'altra cosa curiosa che è l'effetto della nebbia è che se tu, abbiamo detto che l'acqua no, fa da ponte, fa da vettore, porta informazione, bene, immaginate che la nebbia siano tanti piccoli cristalli. Cosa ci fate con i cristalli? Li programmate, no? Ecco, ora, con la nebbia questo non riuscirà a granché, però faccio un esempio. Le energie, l'etere, le forze eteriche sono dirette dalla focalizzazione, ok? Se io adesso mi concentro all'antica e mando energia attraverso le mani, manderò energia attraverso le mani, ma se mi concentro sul emettere una bolla di etere intorno a me, capite? Emetterò una bolla di etere intorno a me, poi che lo faccio con l'aspetto della ricalibrazione delle forze planetarie, che lo faccio con altre tecniche, Reiki, Theta Healing, quello che volete, l'importante è fare l'esperienza per capire cosa poi succede e diventarne maestri. Insomma, se proietto a bolla, che succede? Che l'acqua mi farà da amplificatore. E questo è molto molto interessante. Certo, l'unico limite è che fa freddo. E mettersi a praticare per avere un po' di amplificazione data dalla nebbia non è questo granché. È scomodo.
Puntini, puntini, puntini. Poi in realtà se la nebbia non è una nebbia granché naturale, ma è una nebbia di fabbrica, altro è amplificazione, scoprirai che la nebbia ti fa resistenza, perché è inquinata, è proprio sporca. Eh, più se lavori la materia, che sia l'acqua, che sia un cristallo, che sia il metallo, più quel materiale è impuro, cioè con tanta roba dentro, più ti fa resistenza al lavoro, più è difficile pulirlo e meno, insomma, meno utilità ha poi per poterlo usare. Per questo si osannano i cristalli, perché i cristalli hanno la tendenza a essere abbastanza puri, insomma, non in tutti i casi, chiaro. Ed è per questo che si preferiscono di solito i quarzi ialini o comunque la famiglia del silicio, sono abbastanza limpidi come tipologia di materiale. Questo è tutto ragazzi, a proposito delle proprietà eteriche della nebbia. Ci sarebbe molto molto altro da dire, stavolta la faccio breve. Un abbraccion, detta in veneziano, e tanti saluti.